Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Iniziamo con gli acquisti di ottobre, partiamo subito a bomba, non con la PS Portal che l'ho già presa mesi e mesi fa, anzi a Natale, ma con la basetta RGB. Comunque ho fatto un video diciamo apposito e utile, che la rende anche più bella, con tra virgolette di esposizione. Me la posso ricaricare così. Con la basetta mi sono portato a casa le Pulse o Pulse, lascio sempre a voi la scelta, Explore. Delle cuffiette che sono riuscito a trovare a un prezzo vantaggioso, molto molto belle, è un po' un capriccio, anche nel video dell'unboxing ho detto sta cosa, ma sono bellissime e sinceramente io che colleziono tra virgolette anche, anche cuffie ci stavano, quindi me le sono portate a casa, ma ripeto, solo per ripeto, uno sfizio, voi non fate gli acquisti comendiani perché sennò la povertà è dietro l'angolo. Poi cambiamo genere, film, 9 settimane e mezzo, tutti e due presi a 5 euro sti film, e in DVD over the top. E si gode. Poi, due videogiochi, finalmente per Sega Mega Drive Batman, che mi mancava per la collezione, stupendo. E Lollipop Chainsaw, recuperato anche questo a un prezzo iper vantaggioso. E te lo godi, ti godi anche lei, che tanta robina. Perfetto. E andiamo a chiudere con un'edizione limitata, che questo ho fatto il video diciamo a parte, la statua di Lucy dalla serie TV di Fallout, edizione limitata 5200 pezzi della McFarlane. E signori, tanta roba, è fatta benissimo secondo me, sublime, come si suol dire, sublime. Poi vabbè, l'attrice è strepitosa, per me mi piace un casino, veramente cioè, una figa da paura, detta proprio non in politicamente corretto, ma ragazzi ci sta, cioè, se una è bella è bella. E la serie TV è stupenda. Questa è anche una card, sempre la collezione. Lo tengo così, probabilmente penso di tenerlo in boxato perché mi piace così, mi gasa così. E questo ho notato che non è un problema, ma veramente la C è storta, è fatta apposta e si gode. Quindi raga, siamo partiti a bomba, oserei dire. Quindi molto molto bene. Panoramica, giochini, cioè film, giochino, statua, giochino, base PS Portal e cuffiette Explore e te le godi. Raga, cominciamo a bomba con gli acquisti di ottobre, ma prevedo tanta bella roba. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di ottobre, che abbiamo una super chicca, edizione speciale, limited edition, Nintendo Switch Lite o Lite, lascio voi la scelta. L'edizione di Zelda, una versione tutta gold, nella versione più piccina della Switch, chiaramente la apro perché io non vendo niente, quindi non devo tenere nulla sigillato. Comunque ho fatto un video unboxing speciale per questa console, stupenda. Chi non ha la Nintendo Switch consiglio ovviamente la OLED, chi ne vuole una in più, versione light, piccolina, quindi più comoda anche per giocare in divano e tutto quanto, consiglio questa in edizione speciale gold, fantastica. Poi andiamo avanti, il 20° Perfect Fit Dragon Shield, poi mi mancava l'ultimo album del Duca Bianco, Davidone Bowie, eccola qua, bellissimo, Black Star, ok, e l'ultima espansione di Magic, il bundle, non è un'espansione che mi esalta più di tanto, però almeno il bundle me lo sono pigliato. Raga, acquisti di ottobre veramente sensualissimi. Ciao! Acquisti di ottobre per la collezione di DVD Blu-ray. Un nuovo arrivo, Evita, un film di Alan Parker. Raga, continuiamo gli acquisti di ottobre, mi sono levate un po' di carte di Magic, le due di Jurassic Park, così posso mettere quelle diciamo in inglese nell'album, e invece queste da esposizione. Eccole qua. Poi due Nethergoyf che li volevo proprio tanto perché sono due carte, cioè una carta che mi piace tantissimo come tipologia, proprio come strutturata, chiaramente ricorda molto il Tarmogoyf, carta storica. Poi ho preso 3 Abbattimento,
così per chiudere il set, una carta che comunque mi piace, io amo le carte di struggi del nero, anche se è una stregoneria costo 2, non mi dispiace. E 2 Night Sweeper, perché è un'altra carta che mi serviva. Quindi acquisti comandiani importanti, ma non troppo. Ciao! Bella raga, andiamo avanti con gli acquisti di ottobre, ho un po' di roba da mostrare, ho recuperato un po' di robina. Allora raga, cominciamo con questo, per i cari DualSense, eccolo qua, PlayStation. Molto bene, vediamo un attimo nel dettaglio. Diciamo che nell'ultimo periodo ho preso un po' di roba, diciamo, marchiata PlayStation. Non mi capitava da un bel po' di anni, sinceramente. Anche se qua, raga, ormai l'idea di acquistare la 480 Super è molto vicina, perché con Flight Simulator, sinceramente, per quanto comunque con la 280 ancora le prestazioni sono iper buone, ma devo fare il salto. Dunque qua abbiamo questo, eccolo qua. Abbiamo questo, per ricaricare ovviamente. E qua abbiamo la base, che diciamo che la cosa più bella della PlayStation è proprio il design, che a me piace moltissimo. Io amo il bianco, poi per carità l'accostamento bianco-nero è un po' juventino, però mi gasa e ci sta. E questa è la ricarica per il joystick. E andiamo. Poi andiamo con variant, due variant molto eccitanti. Variant 1, Incredibile X-Men, sempre della Disney, che mi piacciono troppo queste invece molto bella X-Men, eccola qua, bella come il sole di notte, ed eccole qua. Ecco, ho già fatto la cavolata, perfetto. One moment please. Buono. Poi andiamo con recuperi videoludici. Vabbè, Silent Hill remake, perché non è remake ma remake, non ha bisogno di presentazioni. E qua abbiamo due recuperi per Mega Drive, Spider-Man e Wimbledon. E il godimento, insomma, mi sembra totale, ecco raga, dai. Il godimento mi sembra abbastanza totale. Perfetto. Poi abbiamo due recuperi a livello cinematografico, Inside Out 2, molto bello, e DVD di Sex and the City a 5 euro l'1 e il 2. Buono raga, sotto le comodine veneziane, le acquisti di ottobre continuano a bombazza e niente, si gode a cannone. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di ottobre e abbiamo una soundtrack Ghost. L'ho trovata pochissimo, mi mancava, me la volevo ed è arrivata e godo. Sono venuto di raffreddore, scusate raga, la mal di gola, sono preso con le mine. Poi abbiamo FIFA 08, il FIFA che ha cambiato un po' le sorti tra FIFA e PES, ma questa è un'altra storia. E poi ho recuperato a un prezzo stracciatissimo in versione Platinum, quindi per i collezionisti puri, non la perfezione, ma Silent Hill 2, anche in versione PlayStation 2. Dopo l'ho preso a un prezzo stracciatissimo, tenuto benissimo. Non mi interessava la versione, diciamo, non Platinum. E si gode, raga. Adesso manca solo Silent Hill 1 che arriverà comunque appena possibile. Quindi altri acquisti di ottobre completati, signori. È un mese, diciamo, un po' più tranquillo del solito, ma ricco di colpi di scena. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di ottobre. Alla fine ho beccato parecchia roba da diciamo, mese un po' in sordina, perché sarà novembre il mese che mi viene già da piangere. Anche questo con cui sto rivelando abbastanza inquietante dal punto di vista economico. Partiamo però in maniera leggera con due variant, se non erro. Absolutely, sì, sì, yes. Scusate, il mio inglese è troppo perfetto. Variant 1 e Variant 2. Il godimento comunque è sempre elevato, ormai queste variant mi stanno veramente prendendo, per fortuna costano poco, ma tanta roba. Poi andiamo con un CD, una colonna sonora di un mondiale, trovata a 4 euro, The Official Album of the 2002 FIFA World Cup. Bellissima, con diciamo la canzone del mondiale di Vangelis, molto molto bella, un inno veramente insomma, bello. Sicuramente, ecco, diciamo come colonna sonora la mia preferita è Messico 86, però purtroppo non c'è una soundtrack decente.
Questa però la volevo, 4 euro, me la sono presa, ciao. Bene. Poi, tanti giochi sto recuperando. Cominciamo, questo ho preso un pezzo stracciatissimo su Vinted, Luigi Mansion 2 HD. E si gode. Poi, questo gioco ho preso un po' per il meme. PlayStation 1 rispetto alle gadget io amavo, come si dice, io ero stramante del cartone animato. Il gioco non è niente di che, però praticamente non ha prezzo, solo la copertina vale il gioco, cioè, quindi comunque 10 euro, scusate. Ho fatto un caldo, raga, si è tornato il caldo. Poi questo invece, poi ci farò anche un unboxing. PlayStation 5 Deluxe Edition Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered, l'ho presa su Steam, la volevo anche così, diciamo, in una confezione bella figa, che non è un cantante, sì, cantante. Vabbè, scusate raga, ma sono pieno di raffreddore e tosse mal di gola, sono praticamente un uomo finito. Poi PlayStation 2 God of War, l'ho preso Platinum perché incredibilmente mi mancava in collezione, e sinceramente se posso risparmiare lo sapete che non posso avere di tutto il top edizione speciale, tutto quanto, perché sennò la povertà è dietro l'angolo. E chiudiamo con, diciamo, Magic. Abbiamo, diciamo, il bundle, quello, il gift bundle, guardate che roba, cioè stupendo, amore di televisione, di film horror, tanta roba, il Nightmare Bundle. Quindi insomma alla fine con ottobre bello cazzuto. Ragazzi, ci becchiamo con gli ultimi acquisti, ma manca un chiccone finale. Anche se sarà novembre, sarà da piangere, ragazzi, ve lo dico, sarà stupendo, c'è anche la Games Week, ma la povertà è veramente, come si dice, a livelli decisivi, nel senso, l'unica cosa che posso salvarci dalla povertà è vendere qualcosa, ma non venderò mai niente. Ciao! Raga, andiamo a chiudere gli acquisti di ottobre con Call of Duty, l'ho preso su PC in edizione non fisica ovviamente, perché COD lo gioco su PC e su console non ha senso, e due non variant, ma due primi, diciamo due copertine che mi sanno proprio da retro, di una serie limitata. Questa, molto bella, e questa. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano, acquisti di ottobre terminati. Raga, prevedo un novembre di un'arroganza fuori dal comune. Ciao!